Buonasera e benvenuti dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo per la nona giornata del girone A di C2. Oggi di fronte appunto la Tevere Remo, padrone di casa e settima in classifica, contro l'Atletico New Team, seconda in classifica, quota 19 punti. Poi Mazzoleni che è da solo, attenzione alla fantasia del numero 2 che fa tutto da solo. Lucarelli, ancora Mazzoleni, mette a terra il portiere, poi spara alto. Mazzoleni con la sfera all'indietro, la deviazione. Guancioli. Ciantonica davanti, prova a premiarlo il numero 10 che perde palla su Mazzoleni. Va sulla destra Mazzoleni, Lucarelli. Fa la messa fuori per il mancino di Catania che la piazza. Il vantaggio della seconda in classifica col proprio capitano che fa 1-0 col mancino. Sponda per Antonica che perde poi il pallone. Fanno correre l'avversario, Mazzoleni divora un gol incredibile. Lascia Achilelli la sponda per il numero 10. Calcio di rigore, un fallo di mano visto sul tocco di Amadio al centro dell'area di rigore. Parte Achilelli, va col mancino, il palo e la rete che vale il 2-0, il raddoppio dell'Atletico New Team. Dani ha anticipato, allora Signorelli può guidare l'avanzata dei suoi, 3 contro 2, arriva anche Mazzoleni, palla filtrante, Signorelli sbaglia da 0 metri. Sesto fallo, tiro libero, parte Castroni con il destro, incrocia bene, 1-2, la Tevere Remo negli ultimi minuti di recupero del primo tempo, accorcia le distanze. Il gol, ce la fa alla fine a passare un'altra volta l'Atletico New Team, le finte al limite dell'area di rigore e poi il destro imprendibile per Lucarelli, dell'altro Lucarelli, quello degli avversari, è 3-1. Lucarelli che serve Mazzoleni, che stavolta non sbaglia il numero 2, fa 4-1 al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Palla larga, non arriva sulla deviazione, poi il palo da lontanissimo di Amadio. Guancioli in seguito al fallo, sarà lui a tirare, no perché scarica fuori per Amadio, la parata di Cianfanelli che è entrato e ora si fa vedere, ma Catania preferisce Mazzoleni. Eccolo proprio con la Iaco all'interno dell'area di rigore, si gira Lucarelli, tiro dalla distanza di Castroni che buca Cianfanelli, fa 2-4 e alimenta le speranze della Tevere Remo. Palla allargata per Lucarelli che inventa una parata incredibile. Manca pochissimo, però a fare tutto da solo Lucarelli. La tiene Guancioli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ma in qualche modo e poi Lucarelli. L'arbitro assegna il gol del 5-2 dell'Atletico New Team con la doppietta del numero 7. Verso nessuno sul triplice fischio del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi durante le esultanze dell'Atletico New Team che supera per 5-2 la Tevere Remo padrona di casa.